Atto intimidatorio ieri a Palma di Montechiaro diretto al sindaco della città Stefano Castellino. Stamani il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura. Numerosi gli attestati di solidarietà verso il primo cittadino della città del Gattopardo. Sospeso dalle funzioni di vicepresidente della regione siciliana l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino, indagato di corruzione per voto di scambio nell'ambito dell'operazione Pandora avviata dai carabinieri di Catania. Accordo per le prossime elezioni europee tra l'MPA di Lombardo e Forza Italia alla presenza di Tajani. Cateno De Luca presenta i candidati alle prossime elezioni europee. La Banca Sant'Angelo di Licata e la Popolare di Ragusa hanno ufficializzato un accordo di aggregazione tra i due istituti di credito. Vince per 2-0 il Licata Calcio nella partita contro il Ragusa, disputata domenica al Saraceno di Ravanusa. Buongiorno con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Grave atto intimidatorio ieri a Palma di Montechiaro, diretto al primo cittadino Stefano Castellino, il servizio. Grave atto intimidatorio ieri sera a Palma di Montechiaro, diretto al primo cittadino Stefano Castellino. Ignoti criminali hanno lasciato dietro la porta dello studio medico della moglie una croce di cartone e 8 proiettili. L'ambulatorio si trova a poche decine di metri dall'abitazione nella quale vive la famiglia Castellino, nei pressi di via Cangiamila. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla procura di Agrigento. Stamani immediatamente si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere sul fatto accaduto. Presente il vicario del prefetto Massimo Signorelli. Il sindaco Castellino ha così commentato a caldo l'episodio. I carabinieri sono arrivati subito o sono stati operativi. Grazie va al comandante Scibetta, al capitano Petrolchi, agli uomini dell'Arma, un grazie di cuore a Sua Eccellenza il prefetto Filippo Romano, al questore Tommaso Palumbo, al dirigente del commissariato di polizia di Stato dottoressa Maria Lucia Lombardo, che mi hanno subito chiamato e si sono subito attivati. Non mi sentivo solo, ovviamente sono cose che non dovrebbero mai accadere. Da un lato uno si sente tradito, ma dall'altro ho la consapevolezza che una sparuta minoranza non può intaccare il rapporto che ho con la mia città. Questi gesti, continua Castellino, vengono compiuti a causa di una subcultura che non vuole ma deve sparire. Andiamo avanti senza tentennamenti, non sono solo, lo Stato mi è vicino, così come tutti i cittadini onesti di Palma. Tantissimi gli attestati di solidarietà che sono arrivati al sindaco Castellino, tra questi quelli dell'onorevole Lillo Pisano, del presidente del partito di Fratelli d'Italia Adriano Barba, del deputato regionale di Fratelli d'Italia Giusy Savarino, del segretario generale del comune di Palma, anche a nome di tutto il personale Pietro Amorosia, del distretto turistico Valle dei Templi di Agrigento, del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara, del commissario della provincia Giovanni Bologna, del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, dell'intera giunta comunale di Palma di Montechiaro, del consiglio comunale palmese, del presidente di Palma Ambiente e del suo consiglio di amministrazione. Una bravata, questo per il tipo di messaggio credo che non si possa definire tale, almeno con il conforto che mi hanno dato la Sua Eccellenza il Prefetto, il signor Questore, i carabinieri intervenuti subito sul posto, con il capitano Petrocchi, il comandante Scibetta e tutti gli uomini dell'Arma, la vicinanza della Polizia di Stato e del commissario Lombardo. Non sembra una bravata, è evidente che c'è qualcuno dalla mente deviata che è convinto di agire o per ragioni incredibilmente antidemocratiche, cioè che è convinto che si possa esercitare la democrazia, che non è democrazia, con messaggi atavici e barbari, o altrimenti qualcuno che si è sentito leso da questa azione di legalità portata avanti negli anni. Cosa vuole dire a chi ha compiuto questo gesto? Che si deve semplicemente vergognare e non deve avere neanche il coraggio di guardarsi allo specchio e farebbe cosa buona e giusta a costituirsi alle autorità preposte e chiedere scusa non al sottoscritto ma alla mia famiglia e alla mia città, perché non lo merita la mia famiglia, non lo merita Palma di Montechiaro. Sospeso dalle funzioni pubbliche per un anno il vicepresidente della regione siciliana, l'assessore regionale all'agricoltura Luca Sammartino della Lega, indagato per corruzione dai carabinieri di Catania. Il servizio. Sospeso dalle funzioni pubbliche per un anno il vicepresidente della regione siciliana, assessore regionale
all'agricoltura Luco San Martino della Lega, indagato anche per corruzione. L'operazione condotta dai carabinieri di Catania è denominata Pandora. Hanno in esecuzione un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 11 persone, tra esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori accusati a vario titolo di scambio elettorale politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti. Tra gli arrestati c'è anche il sindaco di Tremestieri Etneo Rando Santi, ai domiciliari il suo oppositore politico Mario Ronzisvalle, poi divenuto suo alleato, sospeso invece, come abbiamo già detto, dalle funzioni pubbliche l'assessore regionale e vicepresidente San Martino. Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di indagini del nucleo investigativo dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania, condotte tra il 2018 e il 2021 e coordinate dalla Procura Distrettuale Etnea. Dall'inchiesta, come dicevamo, denominata Pandora, emergerebbero accordi illeciti tra amministratori del comune di Tremestieri Etneo, elementi vicini alla cosca mafiosa Santa Paola Ercolano, che hanno riguardato l'elezione del 2015 dell'attuale sindaco Santi Rando, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per scambio elettorale politico-mafioso e corruzione aggravata. Emergerebbe inoltre anche, secondo la ricostruzione dell'accusa, una strategia dei vertici comunali finalizzata a neutralizzare ogni forma di opposizione politica. Per la procura sarebbe stato l'accordo corruttivo con lo storico consigliere d'opposizione Mario Ronzisvalle. Ronzisvalle è titolare di una farmacia a Tremestieri Etneo, contesta la procura, anche grazie all'intervento di Luca Rosario San Martino, principale referente politico del sindaco, all'epoca dei fatti deputato regionale e attuale vicepresidente della regione, e sarebbe stato avvantaggiato attraverso la riduzione del numero delle farmacie presenti nella pianta organica comunale, promettendo in cambio il sostegno elettorale per le elezioni europee del 2019 al candidato sostenuto da San Martino. Consultori non più laici per il governo Meloni, la sinistra insorge. Sentiamo il parere di Ester Vedova in questo servizio curato da Margherita Trupiano. È in corso un attacco alla laicità dei consultori e alla legge sull'aborto. Il grido d'allarme viene lanciato dalla storica esponente dell'UDI e del movimento femminile, anche dell'ANPI provinciale, presidente onoraria dell'Arci, Ester Vedova. L'intellettuale si riferisce a quello che definisce un attacco alle leggi 194, quella sull'aborto, e la legge 405 sui consultori femminili. Di fatto, dal governo Meloni è giunto l'ok alla Camera agli emendamenti al PNRR, tra questi la possibilità dei pro vita nei consultori. C'è un no secco delle opposizioni, la Schlein dice che è un attacco alla libertà delle donne, ed Ester Vedova oggi ricorda le battaglie compiute anche ad Agrigento perché il consultorio rimanesse una entità per così dire laica, e accompagna con una foto che la ritrae insieme ad alcune storiche esponenti del movimento femminista agrigentino, tra le quali le compiante Giusy Carreca e Caterina Santamaria, una forte dichiarazione che indirizza a Fratelli d'Italia. Giù le mani da aborto e consultori, dice Ester Vedova. Abbiamo combattuto per ottenere le leggi, ci volete fare tornare indietro di 50 anni. Basta, afferma, c'è bisogno di una nuova resistenza. E sulla foto conclude: ecco quando occupammo la direzione sanitaria dell'ospedale di Agrigento per fare applicare la 194 e ci riuscimmo. Chiamarono i carabinieri. Intensificati i controlli nei giorni scorsi da parte della Polizia di Stato di Agrigento, il servizio. La Polizia di Stato di Agrigento ha intensificato nei giorni scorsi i controlli sulle strade statali di competenza nei punti di maggiore criticità per la viabilità in attuazione dei piani di prevenzione previsti dal Ministero dell'Interno, anche in vista dell'arrivo della stagione estiva, al fine di scongiurare eventi infortunistici pressoché riconducibili a violazioni delle norme di comportamento espressamente individuate in seno al codice della strada.
Nell'ambito di tale attività il personale della sezione della Polizia Stradale di Agrigento ha eseguito circostanziati controlli in località Bellavista sulla strada statale 115, dove insiste un cantiere la cui circolazione è regolata da impianto semaforico per i lavori sul viadotto Re. Durante i controlli 3 conducenti neopatentati residenti nella provincia sono stati sanzionati per aver sorpassato alcuni veicoli incolonnati al semaforo, con conseguente sospensione della patente e decurtazione di 60 punti totali. Passiamo alle notizie di politica. Rinasce e si rafforza l'accordo politico elettorale tra Forza Italia e il Movimento dei Popolari di Raffaele Lombardo. Il servizio. Rinasce e si rafforza l'accordo politico elettorale tra Forza Italia e il Movimento dei Popolari Autonomisti di Raffaele Lombardo, sancito ieri a Roma in un incontro cui hanno preso parte, oltre allo stesso ex presidente Lombardo, il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il presidente del Consiglio nazionale Renato Schifani e responsabili regionali dei 2 partiti, il coordinatore Marcello Caruso e il vice coordinatore Riccardo Gallo per Forza Italia e Fabio Mancuso per Movimento per l'Autonomia. Per Antonio Tajani Forza Italia prosegue nel percorso di rafforzamento delle alleanze e delle collaborazioni con le forze politiche radicate nei territori che si muovono nel solco della tradizione e della storia del Partito Popolare Europeo, un lavoro per dare giusta visibilità e rappresentanza alle tante realtà delle nostre regioni in ottica unitaria e nazionale, che vuole mettere a frutto le opportunità offerte dall'Europa e affermare i valori popolari e moderati. Già nel 2014 e nel 2019, ricorda l'onorevole Lombardo, avevamo sostenuto con la nostra presenza le liste di Forza Italia alle europee e oggi si conferma un rapporto di collaborazione politica che è frutto della grande sintonia, stima ed amicizia che mi ha legato al presidente di Forza Italia, onorevole Silvio Berlusconi. Marcello Caruso ha sottolineato la valenza politica dell'alleanza tra Forza Italia e il Movimento per l'Autonomia, che afferma, rafforza il ruolo dei moderati all'interno della coalizione di centrodestra e getta le basi per un sempre più proficua collaborazione politica e istituzionale a tutti i livelli. Presentato ieri nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni all'Ars a Palermo, gli 8 candidati della lista Libertà nel collegio Isole alle europee per le prossime 8 e 9 giugno. Cateno De Luca e Castelli saranno capilista in tutta Italia. Presentati nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni a Palermo, gli 8 candidati della lista della Libertà nel collegio delle Isole e degli Europei il prossimo 8 e 9 giugno. Cateno De Luca e Laura Castelli, rispettivamente leader e presidente di Sud Chiama Nord, saranno i candidati in ogni collegio italiano, in prima e seconda posizione. Seguiranno poi nelle liste di ciascuna circoscrizione in rigoroso ordine alfabetico i nomi degli altri candidati. Sono 8 complessivamente quelli presentati per il collegio delle Isole nella sala dell'Assemblea regionale siciliana. Oltre a De Luca e Castelli trovano posto nella lista del collegio Isole Piera Aiello, Edi Bandiera, Giulia Ferro, Barbara Ficus, Ismaela Lavardera e Antonio Parrinello. Esperienze e professionalità diverse sono messe a disposizione per un progetto comune che ci permette di avere voce nel Parlamento europeo e consentirci di tutelare le peculiarità tipiche dei nostri territori, lottare perché il diritto alla salute non sia un'utopia, soprattutto per i soggetti fragili, difendere la ricchezza del mondo agroalimentare, quanto dichiarato dall'onorevole Laura Castelli. Meno Europa e più Italia, meno Europa e più sovranità, meno Europa e più equità. Questo quanto dichiarato dall'onorevole De Luca, leader del movimento, è il comune denominatore che vede i 19 movimenti civici che sono con noi e hanno fatto una scelta di campo ben precisa, anche perché questa Europa liberticida si aggiunge a un centralismo statale che ormai sta facendo saltare tutti i territori. Siamo uniti contro questo centralismo, ovviamente, per difendere le nostre spiagge, l'agricoltura, il nostro commercio ambulante e soprattutto per avere in termini definiti un quadro di vera pace che noi invochiamo con forza. Non possiamo non permetterci di non essere la prima lista in Sicilia, ha detto De Luca. I capilista in Italia saranno sempre Cateno De Luca e Laura Castelli nelle varie circoscrizioni, perché sono il segretario e il presidente di Sud Chiama Nord,
Poi in ordine alfabetico. La nostra storia dimostra che il nostro è un consenso che si manifesta nelle urne l'8 e il 9 giugno e abbiamo l'opportunità di fare la differenza. Ufficializzato anche un accordo con il Movimento dei Liberal Socialisti che affiancherà Sud chiama Nord alle corse per le prossime elezioni europee. Al Vinitaly di Verona anche quest'anno la Sicilia ha partecipato con un suo stand. Sono stati presentati diversi progetti di ricerca finanziati con i fondi del PEI per la valorizzazione del settore. Presente anche l'IRVO, Istituto Regionale Vitervino, con l'IGP Olio di Oliva. Sentiamo le interviste. L'olio siciliano quest'anno con un grande rilancio dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio è qui al Vinitaly con un nuovo stand, con una nuova posizione, ma soprattutto raccontando il successo che l'olio conquista giorno dopo giorno sui mercati. L'olio siciliano tra le sue cultivar oggi raccoglie premi, viene considerato non soltanto un alimento ma anche qualcosa che fa bene ai nostri concittadini. È un grande rilancio, una stagione davvero positiva per gli olivicoltori siciliani che si sono anche ritrovati all'interno finalmente di un IGP nel 2023 e che vedono il governo a fianco a loro per i nuovi investimenti. Oggi sempre di più vogliamo promuovere quella che è la cultura che gira intorno all'olivocoltura, cioè a quel turismo dedicato che ammira i nostri paesaggi, che viene a trovarci nei nostri straordinari palazzi rurali, ma che soprattutto può mettere insieme con i test quello che è la capacità organolettica che l'olio siciliano ha rispetto agli oli del nostro paese, ma soprattutto agli oli di importazione. Io sono convinto che l'olio siciliano, grazie alla forza dei produttori, nei prossimi anni scalerà non soltanto nuove classifiche, ma si posizionerà come prodotto ad alta redditività per l'agricoltura siciliana. Tra olio, vino biologico e tutto quello che oggi è la nostra produzione di nicchia siciliana si ritrova all'interno del Sol, con un investimento importante che come governo abbiamo voluto mettere in campo per stargli a fianco, ma soprattutto per guardare con gli occhi quello che i produttori riescono a fare. Nei campi riusciamo a fare eccellenza e il governo si sta impegnando per valorizzarle al meglio. La Sicilia possiamo dire si conferma come brand di prestigio dell'enologia internazionale e quindi questa grande ricchezza, l'identità, la ricchezza della diversità enologica dell'enologia siciliana, questi 140 produttori che riescono a raccontare in ogni prodotto un lembo del territorio a cui appartengono, danno sicuramente al consumatore un'idea di vino che è moderno, di un vino dove c'è stata un'innovazione, ma dove si continua a rispettare fortemente la tradizione di un'isola che nel corso dei millenni è stata uno scrigno di biodiversità. Se oggi noi ci ritroviamo a parlare il linguaggio di vitigni internazionali come il Cabernet, il Merlot, il Chardonnay, ma dei vitigni autoctoni come il Nero d'Avola, il Grillo, il Merlot Mascalese, il Carricante, il Frappato, o per citare anche quelli che vengono definiti vitigni reliquie, a cominciare dal Bitararolo, significa che è una regione che investe in innovazione e ricerca e continua attraverso la sua biodiversità a dare una caratteristica di originalità e di ripetibilità ai propri vini. Nel senso che queste varietà sono le varietà che ha selezionato la natura. Avendole selezionato la natura, noi poi oggi l'abbiamo iscritta nel registro nazionale delle varietà, sono un po' come il frutto di una selezione millenaria. Quindi le migliori per una resistenza al cambiamento climatico e per un adeguamento ai gusti del consumatore, perché spesso si dimentica che è la natura che ha selezionato questi vitigni. Oggi i nostri produttori sono riusciti a farne dei vini originali e ripetibili e quindi coniughiamo la conservazione della biodiversità e il nuovo trend dei consumi. Oggi le grandi sfide che si ritrova tutto il mondo del vino è da un lato quello del cambiamento climatico, piove poco, piove di meno, piove in una maniera assurda, ci sono situazioni come quelle dell'anno scorso dove la peronospora ha distrutto il vigneto Italia, quindi questi vitigni sono probabilmente più resistenti, quindi portano con sé un patrimonio genetico che si adatta fortemente all'ambiente. Ma la regione sia sul vino che sugli altri prodotti ha sempre investito in ricerca, ha investito in certificazione. L'Istituto regionale del vino e dell'olio è l'organismo ufficiale per la certificazione sia dei vini che degli oli Sicilia. La regione è uno strumento che attraverso i piani di sviluppo rurale ha finanziato le ricerche sull'innovazione, sulla ricerca e la regione
finanzia le iniziative sul brand Sicilia, quindi l'attività di internazionalizzazione sui mercati e su tutto quello che può servire perché questo brand Sicilia si possa affermare nel mondo. Vediamo ora una testimonianza al Vinitaly di Verona di Gio Castellano, operatore culturale, musicista, noto per la manifestazione dedicata al Blues and Wine Festival, recentemente impegnato in una coproduzione nella trasmissione televisiva Viaggiando nel Vino. Allora, siamo qui, 56esimo Vinitaly, per gli amici di TVA, bella manifestazione, sempre ovviamente grande interesse, grande pubblico, come tutti i Vinitaly, grande stress lavorativo per chi è presente, però devo dire la Sicilia si è presentata con 139 aziende qui nel padiglione ufficiale, qualche altra azienda è sparsa nei padiglioni, in altri padiglioni, soprattutto per quanto riguarda le aziende bio cosiddette. Molto bello, molto interessante tutto, soprattutto una sfida in questo momento storico contro quello che è il consumo c'è l'abbassamento del consumo dei vini rossi, quindi più diffuso uso dei vini bianchi e delle bollicine. Comunque i numeri rispondono bene, devo dire la Sicilia è sempre uno dei padiglioni più visitati del Vinitaly, quindi ci siamo, un grande interesse per tutto, adesso si vedrà come evolve il mercato per il 2024. Noi di Blues and Wine Festival Viaggiando nel Vino ci siamo e ci prepariamo per una 22esima edizione del Blues and Wine. Qui siamo allo stand dell'azienda Morgante di Grotte, da cui appunto stiamo facendo un po' di importanti contatti per il futuro. A presto e all'edizione 22 del Blues and Wine dal Vinitaly. Staffetta contro la leucemia a Licata, l'obiettivo quello di raccogliere maggiori fondi per sostenere la ricerca contro l'AIL. Ce ne parla Angelo Augusto. Oggi parte una nuova iniziativa di solidarietà nella quale l'Atletica Licata è ancora una volta protagonista. Di che si tratta? Allora, oggi parte la staffetta nazionale della Run for Hope, è una staffetta solidale che fa il giro d'Italia e serve per la raccolta fondi per l'associazione AIL, per le leucemie, mielomi e linfomi. Noi come Atletica Licata anche per il 2024 abbiamo fatto la nostra raccolta fondi all'interno della nostra associazione e partecipiamo come sempre. Rivolgete anche un appello alla gente a partecipare, come si fa? Esatto, basta andare sul sito della Run for Hope e si può fare una piccola donazione, quello che uno ovviamente può disporre per lavorare tutti su questa giusta causa che alla fine è una cosa che può servire a tutti. Quindi la ricerca è fondamentale e bisogna attenzionare molto queste cose. Noi come Atletica Licata sulla solidarietà siamo sempre attivi e ovviamente non perdiamo occasione, perché la nostra associazione non è solo sport ma anche questo. Assessore Sitibonno, l'amministrazione comunale è al fianco oggi dell'Atletica Licata e di questa bella iniziativa che raccoglie fondi per la ricerca. Sì, ci uniamo a questo appello da parte dell'Associazione Atletica Licata che partecipa a questa staffetta e quindi ricordiamo a tutti quanto sia importante la solidarietà e partecipare attivamente alla raccolta di fondi per la ricerca contro queste malattie gravissime. Scusate. Sindaco, ancora una volta la città intera da lei rappresentata insieme all'Atletica Licata testimonia quanto sia importante contribuire tutti insieme per la ricerca contro queste gravissime malattie. Sì, di fatto è una manifestazione che cerca di attirare l'attenzione su drammatiche situazioni che quotidianamente vengono vissute da tantissime persone sofferenti di malattie gravissime e l'iniziativa di tutti questi amici che sono qui presenti dimostra la sensibilità che a Licata è vissuta e partecipata rispetto
unito all'impegno sociale. Quindi questa staffetta ideale vuole servire a attirare l'attenzione e a invitare tutti coloro che vorranno a contribuire con un piccolo gesto, che può essere da €1 a chissà qualsiasi altra cifra, in modo da tutti insieme raccogliere una somma che possa aiutare la ricerca e possa arrivare dove il singolo non è in grado di arrivare, ma la collettività insieme è in grado di spostare qualsiasi cosa, e quindi dare un contributo serio a chi si impegna quotidianamente contro delle malattie gravissime come la leucemia e per portare a soluzione drammatiche situazioni familiari quotidiane. Quindi un grazie va a nostri tutti concittadini, associati, e abbiamo cittadini originali, cittadini acquisiti, perché ormai sono acquisiti a tutti gli effetti, hanno un accetto un po' particolare perché sono nell'anima licatesi, e quindi noi li ringraziamo e siamo felici veramente di partecipare a questa iniziativa, perché siamo noi arricchiti, noi veramente ci sentiamo arricchiti da questa esperienza, e la nostra sensibilità non può che essere accresciuta, e quindi invitiamo tutti i nostri concittadini e tutti coloro che ci sentiranno a partecipare con una piccola donazione dal 13 al 21 di aprile a favore di questa associazione. Grazie. Ci giunge segnalazione circa la chiusura della strada provinciale 71 della Misita, avvenuta qualche giorno fa. È l'unica via diretta per raggiungere Zingarello per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nell'asfalto di Fiumenaro. Come si vede dalle foto inviateci in redazione, il cantiere è vuoto, nessun lavoro di manutenzione viene eseguito nonostante l'assicurazione della ditta per l'aumento ai mezzi e gli addetti ai lavori. I disagi per la strada chiusa aumentano per i cittadini che non possono raggiungere le proprie abitazioni. Vi proponiamo ora un servizio sul Festival Internazionale Antimafia con un intervento di Di Matteo sul processo della trattativa a parte. Credo che le sentenze, naturalmente tutte, debbano essere, ci mancherebbe altro, rispettate, ma possono essere criticate, anche quelle della Cassazione. I giudici della Cassazione non possiedono il crisma della infallibilità, anche se le loro sentenze sono quelle che non possono essere impugnate. Credo che questa sentenza meriti delle critiche. Il procedimento che tutti hanno chiamato trattativa Stato-mafia e che molti hanno fatto credere essere stato avviato dai magistrati di Palermo in ordine ad un inesistente reato di trattativa è invece un procedimento che nasce in esito alla contestazione a una serie di imputati del reato di minaccia a corpo politico dello Stato. Secondo la nostra impostazione sarebbero stati minacciati dai vertici di Cosa Nostra 3 diversi governi succedutisi tra il 92 e il 94, il governo Amato, il governo Ciampi e il governo Berlusconi, e sostanzialmente Riina e gli altri avrebbero minacciato di proseguire con la strategia delle bombe se da parte politica non fosse stata intrapresa una via di parziale ammorbidimento del regime carcerario del 41 bis, una via anche in materia che compete al legislatore di abrogazione dell'ergastolo, abrogazione della legge Rognoni-La Torre e quant'altro. Ai mafiosi abbiamo contestato la violenza o minaccia a corpo politico dello Stato. Gli uomini dello Stato, in particolare gli alti ufficiali dei Carabinieri che sono stati imputati e Marcello Dell'Utri per il periodo del 1994, rispondevano a titolo di concorso perché nella nostra ipotesi accusatoria avevano fatto da cinghia di trasmissione tra i mafiosi e i governi che si erano succeduti. Quindi, secondo i principi generali del diritto, rispondevano a titolo di concorso. In primo grado, dopo 5 anni di dibattimento, 185 udienze dibattimentali, ore e ore di intercettazioni telefoniche e ambientali trascritte, decine di collaboratori di giustizia sentiti, decine e decine di autorevoli esponenti dello Stato ascoltati in udienza, dagli ex capi dello Stato Napolitano, Ciampi, Scalfaro l'abbiamo interrogato, poi non è deceduto e quindi non è venuto in dibattimento,
ministri della Repubblica, presidenti del Consiglio, ambasciatori, capi delle forze di polizia. Dopo tutto questo sono stati tutti condannati. Mafiosi, esponenti delle istituzioni, sia carabinieri che politici. In secondo grado, la sentenza di primo grado è stata motivata con oltre 5.600 pagine di motivazione. In secondo grado i giudici in Corte d'Appello hanno confermato le condanne per i mafiosi, quindi ritenendo che la violenza o minaccia a corpo politico ci fu. Hanno assolto gli alti ufficiali dei Carabinieri, ma non perché avessero ritenuto i fatti non provati, ma perché, secondo quei giudici di appello, mancava la dimostrazione del dolo. Linea alla regia per la pubblicità. Riapre la Fiera del Mediterraneo, la manifestazione era stata sospesa dopo la pausa del Covid. La corrispondenza da Palermo. Sono contento dopo 5 anni di assenza a causa Covid e varie vicende chiaramente che hanno comportato la chiusura della fiera, finalmente ripartiamo quest'anno con la 69esima Fiera Campionaria del Mediterraneo, un evento unico nel suo genere. Siamo la seconda fiera d'Italia per numero di espositori e visitatori, quindi è con grande orgoglio che oggi annunciamo la ripresa della fiera e sabato chiaramente aprirà i battenti. Noi abbiamo in questo momento 3 padiglioni aperti che sono i 3 padiglioni principi della fiera, che sono il padiglione 20, 16 e 20A, e poi abbiamo tutto l'asse centrale della fiera che utilizzeremo, quindi un'area di circa 40.000 metri quadri dove sarà ricca di espositori di ogni genere con tanti contenuti all'interno in questa fantastica cornice sotto il Monte Pellegrino, quindi siamo davvero contenti di poter dare di nuovo alle città di Palermo la storica Fiera del Mediterraneo. Gli espositori saranno circa 300 provenienti da tutta l'Italia e qualcuno anche dall'estero, e chiaramente ci sarà una nutrita numero di espositori da parte siciliano e abbiamo tante categorie merceologiche che racchiuderanno la fiera merceologica e che chiaramente speriamo sarà di conforto per le aziende che parteciperanno e soprattutto sarà piacevole per i visitatori che visiteranno la fiera. Torniamo a prenderci cura di un posto importante per la città e per i palermitani. Dopo tantissimi anni riprende la fiera campionaria, sicuramente in versione ridotta rispetto ai decenni passati, però è un primo passo importante. Ringraziamo la forte sinergia con i privati, con MediExpo, che ha permesso di riaprire anche altri padiglioni rispetto a quelli che abbiamo conosciuto fino all'anno scorso, e continuiamo di migliorare, di arrivare al 2026 riaprendo buona parte dei padiglioni fieristici, continuando la partnership sana con i privati che sta caratterizzando questo evento. Continuano le manifestazioni per il no alla costruzione del ponte di Messina. Dopo la venuta di Antonio Conte di Movimento 5 Stelle, sentiamo oggi Pietro Patti, esponente di spicco della CGIL di Messina. Un gruppo di docenti ha ideato questa iniziativa facendo anche una raccolta firme, abbiamo superato già le 1500 firme in circa 4 giorni. La CGIL assieme a tutte le categorie è stata sempre impegnata nel contrastare questo progetto di ponte che ovviamente distruggerà il nostro territorio, non creerà le occupazioni, posti di lavoro così come diceva Salvini, 130-140 mila, ma circa 3-4 mila posti di lavoro. Noi abbiamo dei problemi strutturali seri, abbiamo dei problemi con le scuole, i nostri bambini non hanno il tempo pieno, il 70% delle nostre scuole non hanno le palestre, addirittura il presidente del CAS, l'Autostrade Siciliane, ha detto che i viadotti e le gallerie siciliane non sono a norma per quanto riguarda la sicurezza e ci vogliono 3 miliardi e 200 milioni di euro. Noi chiediamo che questi soldi debbano essere investiti affinché la gente abbia un impatto reale su queste cose. Noi non possiamo ovviamente garantire in questo momento la sicurezza neanche nei posti di lavoro e i morti sul lavoro
lavoro lo vediamo ogni giorno. Noi crediamo che questi soldi vengano investiti nelle infrastrutture serie che ci servono, quindi strade, autostrade, ferrovie ad alta velocità, l'ammodernamento dei nostri porti e dei nostri aeroporti. La CGIL ha aderito anche alla grande manifestazione dell'anno scorso e continuerà in con questa tipologia di mobilitazione, non soltanto con tutte le categorie, ma essendo presente anche in tutte le realtà del nostro territorio. Lei ha detto che è anche un insegnante, come vede che i ragazzi stanno vivendo questa situazione nel messinese? Sì, ovviamente i ragazzi si stanno facendo una propria idea, una propria opinione, come tutte le idee c'è qualcuno che è a favore, qualcuno che è contrario. Il ruolo degli insegnanti è quello di mettere in mano gli strumenti per poter leggere la realtà ai ragazzi e ragazze, perché io credo che da insegnante, prima di ovviamente insegnare ai ragazzi se diventare ingegneri, farmacisti, operai, noi dobbiamo insegnare ai ragazzi a diventare dei cittadini consapevoli dei nostri diritti e dei nostri doveri. I docenti devono assolutamente coinvolgere i ragazzi, i docenti devono coinvolgere anche non soltanto quelli delle superiori, ma anche i ragazzi delle università, gli studenti universitari, perché è importante sapere avere anche la propria opinione e soprattutto sapere cosa vogliono loro, perché il ponte, se verrà costruito, se verrà fatto, distruggerà un territorio che dovrà essere vissuto da chi oggi ha 15-20 anni. E si è vista una partecipazione di questi ragazzi dalle superiori all'università, ad esempio oggi all'evento di oggi? Era dedicato un evento soprattutto ai docenti, ma già i ragazzi il giorno 24 si incontreranno, i ragazzi universitari, i ragazzi delle superiori, stanno stilando anche un documento con le loro motivazioni. Non aspettiamo altro che sentire il loro parere, non aspettiamo altro che ascoltare quello che loro ci hanno da dire, perché credo che la generazione futura inizia adesso, non domani. E la Banca Popolare Sant'Angelo di Licata e la Banca Agricola Popolare di Ragusa hanno ufficialmente avviato le attività finalizzate alla realizzazione di un'operazione di aggregazione. Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare Sant'Angelo ha infatti accettato l'offerta vincolante formulata dalla Banca Popolare di Ragusa lo scorso 5 aprile 2024, avente per oggetto la realizzazione di un'operazione di aggregazione tra le due banche siciliane. Il Consiglio di amministrazione della Popolare Sant'Angelo di Licata ha riconosciuto alla Banca Popolare di Ragusa un periodo di esclusiva negoziale fino al prossimo 28 maggio, data entro la quale dovrà essere perfezionato l'accordo giuridicamente vincolante che andrà a disciplinare il percorso da seguire per giungere all'aggregazione. Il proseguo dell'operazione dovrà avere anche le autorizzazioni di legge da parte delle competenti autorità di vigilanza, questo in una nota ufficiale che ci è pervenuto. Passiamo dallo sport, finisce per 2-0 per i padroni di casa l'incontro di calcio tra il Licata Calcio e Ragusa, disputata presso lo stadio saraceno di Ravanusa, valido per la 35esima giornata del campionato di Serie D, Girone I, il servizio di WeSport. Poco più di una formalità la quota salvezza con i 37 punti acquisiti sostanzialmente nel girone d'andata. Ciò che serve a questo Licata è un'impennata d'orgoglio per mettersi alle spalle un girone di ritorno da zona retrocessione. Al Saraceno di Ravanusa uno dei tanti derby siciliani, Licata-Ragusa va in scena con i Blay in salute e in orbita playoff. Uno sguardo all'11 giallo-blu iniziale con Valentin Porta, Calaiò, Orlando, Giannone, Lanza, Pedalino, Murgia, Rotulo, Currò, Abercon e Minacori, tandem d'attacco. Arbitra Christian Ubaldi di fermo, assistito da Vito Bensorte e Francesco Camarda di Trapani. Dopo il consueto minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia subiana, passiamo grazie alle immagini a cura di Ezio Savone al fin di questa sfida. Primo sussulto di marca ospite con la sgroppata a destra di Sess, 50 metri, palla al piede, concluso da un destro in diagonale rimpallato dalla retroguardia licatese. Alla primavera occasione a passare però il Licata. Minacori mantiene un pallone sulla sinistra, tacco per Currò, tiro cross smanacciato da Freddi sul mancino di Rotulo che va al volo regalando il vantaggio ai giallo-blu. Sesta marcatura stagionale per il numero 10 di mister Romano e Licata in vantaggio. Risposta Iblea con la Tuscinara per la testa di Imbaie, incornata, inchiodata a terra da Valenti.
il Licata in 6 minuti chiude un 1-2 che se non è un gancio al match poco ci manca. Ripartenza mortifera orchestrata da Abercon, palla per Rotulo che conclude con preciso diagonale per il 2-0, settima rete in campionato per il numero 10 Agrigentino. Sul finire di frazione il Ragusa che prova a rientrare in partita, Garufi ci prova da piazzato dal limite, Valenti lo aspetta sul suo palo. Sull'ennesima ripartenza licatese Abercon prende il tempo a Manservigi che lo atterra, nessun provvedimento disciplinare per il direttore di gara che non fa battere nemmeno la punizione dal limite tra le proteste più che giustificate dei locali. Passiamo alla ripresa con gli Iblei che sono ancora i primi a provarci, sterzata di Eiaki che batte a rete dal limite, mancino centrale, facile preda di Valenti. Ancora però una ripartenza delicata che sembra aver ritrovato lo smalto di inizio stagione. Minacori per Abercon che scarta Freddi sul secondo palo da Rotulo, mancino al volo sballato tra gli applausi del Saraceno. Compagine di mister Ignoffo tutt'altro che rassegnata, Manservigi in bello stile da destra prova a battere a rete, Orlando fa il portiere aggiunto e di testa allunga in corner. 75esimo rimessa in gioco di Lanza per Minacori, sponda per Currò che imbuca ancora per Lanza, dal fondo pesca Abercon, Torre per il destro al volo di Pedalino, potente ma non preciso. Ancora sull'asse Minacori, Rotulo, i pericoli maggiori per il Ragusa, triangolazione che libererebbe il numero 10, la tripletta personale, fermato dalla segnalazione di offside del primo assistente. Formazione di mister Ignoffo che prova a regalarsi un finale infuocato, cross per Reinero da sinistra che batte alto di testa. Negli ultimi minuti è ancora Pedalino a provarci dalla distanza, Freddi ha alti progetti ed allunga la sfera in corner. Termina così al Saraceno di Ravanusa il Licata grazie alla doppietta di Riccardo Rotulo, centra l'obiettivo stagionale, una salvezza tranquilla a 3 giornate dal termine della regular season. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Sarà ancora dunque Serie D. Licata che domenica prossima andrà a Trapani, quindi ci sentiremo nelle prossime occasioni. Bene, questo è tutto per l'appuntamento odierno del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che i programmi sono visibili in streaming su televideoagrigento.tv, sul canale 93 il telegiornale di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 e replica alle ore 9 del mattino, e sul canale nazionale vedibile in tutta Italia LCN 268. E questo è tutto per l'appuntamento odierno e vi auguriamo una buona serata.